Lite tra vicini a Valstagna, finisce in tragedia, coltellato un uomo, arrestato l'aggressore. Reportage dai parchi dei quartieri, erba alta e spese comunali per tenere in ordine le aree verdi. Le associazioni di categoria fanno quadrato attorno al progetto del Tribunale della Pedemontana. Un uomo si aggira in giardino, viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza, paura a Tezze. Rubavano nelle case, nel sacco ori, soldi, telefoni e computer, coppia di Rosà arrestata. Enego travolto da un tronco mentre fa legna, un uomo di 9 rimane ferito. Incidente in moto sulla strada General Giardino, Centauro ferito e portato via in elicottero. Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di una casa, panico a San Giorgio in Bosco. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di TG Bassano. Apriamo questa edizione con una notizia di cronaca, una lite tra vicini a Valstagna che è finita in tragedia, ha coltellato un uomo, arrestato l'aggressore. Una banale discussione fra vicini di casa rischia di sfociare in una tragedia in Val Brenta, dove un uomo è stato accoltellato dal suo dirimpettaio al termine di un litigio. È avvenuto nel pomeriggio in via Val Gadena a Valstagna, dove Maurizio Primon, di 64 anni, e il 69enne Carlo Bianchini, questo è il nome delle persone coinvolte nella drammatica vicenda, si sarebbero presi a male parole a causa di un'auto parcheggiata nella corte comune. Pare che la posizione del veicolo abbia fatto partire uno scambio di opinioni piuttosto vivace che si è concluso con l'aggressione di Bianchini ai danni di Primon. Secondo le prime informazioni, quest'ultimo sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti menati dal vicino con un coltello da cucina. La vittima è stata colpita a un orecchio, all'avambraccio e al collo sotto gli occhi di alcune persone. Primon è caduto a terra cercando di difendersi, ma alla fine ha riportato profonde ferite, lasciando sul pavimento della corte comune un'impressionante scia di sangue. Subito sono accorsi sul posto i carabinieri della stazione di Solagna e Bianchini è stato portato in caserma dei militari per gli approfondimenti di rito. I militari della compagnia di Bassano hanno effettuato tutte le verifiche del caso, sentendo i testimoni per ricostruire i contorni della vicenda. Il ferito è finito in ospedale, le sue condizioni sono in via di valutazione. Al momento non abbiamo indicazioni, soprattutto sullo stato di salute del malcapitato. Speriamo di avere informazioni positive nelle prossime ore e soprattutto sullo stato di salute, appunto. Sembra che in passato ci siano già stati attriti fra i due vicini di casa, ma la tensione era sempre rimasta nei limiti della convivenza civile e nulla faceva pensare che ci potesse essere un'escalation di violenza simile. Bianchini è ora in stato di fermo, potrebbe configurarsi per lui il reato di tentato omicidio. Ancora cronaca in primo piano, paura a Tezze sul Brenta, dove le telecamere di sorveglianza di un'abitazione hanno ripreso un uomo mentre si aggirava in giardino. Un uomo si aggira in giardino, osserva attorno guardingo, sembra proprio che non voglia essere scoperto. Cerca un'uscita, non la trova e alla fine si arrampica sulla cancellata, si issa al di sopra della rete e se ne va. Nessuno sa chi sia l'uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione di Stroppari di Tezze sul Brenta. Si sa solo che quella non è casa sua e che lì non dovrebbe stare. I proprietari, una volta scoperta l'intrusione, hanno deciso di pubblicare il video sulle pagine dei social che trattano delle faccende locali, trovando ampio consenso e suscitando un grosso dibattito che ha fatto emergere altre strane presenze e furtarelli vari nel territorio proprio in questi ultimi giorni. La persona che ha pubblicato il video ha fatto anche sapere di aver già segnalato la faccenda alle forze dell'ordine e del fatto sono state informate pure le autorità, ma al momento rimangono un assoluto mistero l'identità del visitatore e il motivo della sua presenza. Sempre a Tezze, dove sotto le feste di Natale c'erano stati vandalismi e danni vari, compresa la distruzione di un capitello votivo, è segnalato nell'ultimo periodo un gruppo di giovanissimi dedito ad atti vandalici. Per questo motivo è stata aumentata la vigilanza da parte della polizia locale. Lui 62 anni, lei 42, una coppia di Rosà è stata arrestata dai carabinieri.
Complici non solo nella vita. Arrestata dai carabinieri una coppia di Rosà, un uomo di 61 anni e una donna di 42, per pregressi furti in abitazione. 2 anni e 4 mesi di reclusione, oltre che 700 euro di multa. Sentenza di condanna che arriva dal Tribunale di Treviso. La coppia infatti è colpevole di 2 furti in abitazione a Gaiarine nell'aprile del 2018. Stesso giorno, 2 case e diverse strategie di infrazione. La prima volta infatti la coppia si è introdotta dalla porta del garage, lasciata accidentalmente aperta dai proprietari dell'abitazione. Nella seconda casa invece forzata la finestra della cucina. La coppia viaggiava a bordo di un'utilitaria intestata a un prestanome. In entrambi i colpi, dopo aver messo a soqquadro diverse stanze degli appartamenti, sottratte borse, contanti per qualche centinaia di euro, documenti d'identità, telefoni cellulari, libretti di assegni e vari effetti personali. Dopo l'arresto da parte dei carabinieri, il 61enne sconterà la sua pena al carcere San Pio X di Vicenza. La compagna invece è destinata al carcere di Montorio. E dopo la cronaca, spazio adesso alla nostra inchiesta, un viaggio nei parchi della città, Erba Alta, quartieri ancora bloccati e intanto il comune si affida a un servizio esterno per la cura del verde a spese dei cittadini. Siamo in quartiere San Michele, precisamente nel Parco Paolo Gheno, un parco inaugurato solo un paio d'anni fa. Ebbene, non ci sono bambini, anche perché l'unico gioco che potrebbero fare qui con quest'erba così alta è giocare a nascondino. Torniamo a parlare del verde pubblico in città facendo un tour nei parchi di Bassano. Già, perché dopo il coro unanime dei comitati di quartiere che compatti avevano sollevato il problema della cura del verde con il comune, adesso da via Matteotti considerano tutto risolto. Come? Semplice, affidando a un servizio esterno la cura del verde in quei quartieri che non hanno sottoscritto la convenzione con il comune. E allora dov'è il guadagno, o meglio il risparmio? Se lo chiedono in molti, soprattutto chi vede giornalmente una Bassano dalle 2 facce, come avviene ad esempio a San Fortunato. Noi siamo fortunati ovviamente perché siamo di San Fortunato. No, per noi è importante avere il parco curato perché avendo i bambini per noi comunque è una zona, un punto di riferimento e ci riteniamo fortunati vista anche la situazione degli altri parchi che ci sono a Bassano. Sì, perché oltre all'incuria in cui versa quello di San Michele ci sono altre aree in pessimo stato. Anche in zona San Vito, lo vedete, la situazione non è di certo migliore, solamente che qui, se si è stanchi magari di giocare a nascondino tra l'erba alta, diventa complicato anche trovare posto sulle panchine. A Marchesane sicuramente hanno conosciuto giorni migliori i residenti del posto per quello che riguarda lo stato in cui versa il parco, anche se tutto sommato qui la situazione è ancora accettabile. Non bocciato ma rimandato a settembre, anzi si spera molto prima, anche questo parco ad Angarano e questo in quartiere San Marco. In molti altri l'erba è curata in parte ancora dai volontari che a loro rischio si prodigano per il decoro urbano. Nel frattempo resta ancora bloccata nell'ufficio tecnico del comune la matassa di convenzioni con quei quartieri che si sono assunti l'onere di curare il verde, provando a non restare al verde, visto che per rispettare quanto prevede la convenzione comunale si dovranno praticamente dotare di consulenti e commercialisti. E sulla situazione precaria dei quartieri e della cura del verde pubblico ha parlato oggi ai nostri microfoni il presidente dell'Intercomitato dei quartieri, Mauro Torresan. Con l'amministrazione si è trovata una soluzione che però non era completamente gestibile da parte dei quartieri. Diciamo che la burocrazia in questo caso qua ha fatto una parte molto importante, per cui i quartieri si devono dotare quasi di un commercialista per poter gestire sia a parte il consulente per la gestione della sicurezza, ma anche di un commercialista per la gestione della rendicontazione economica. A questo punto qua il fattore volontariato diventa abbastanza difficile perché ci vogliono delle persone che si dedicano
a tempo quasi pieno per la gestione della contabilità del quartiere o della gestione del quartiere. Adesso le convenzioni sono incagliate in ufficio tecnico dove ci sono dei tempi burocratici che ahimè effettivamente non capisco, ma non sono ancora, tranne una, le altre convenzioni devono ancora essere firmate. Chi ha rinunciato alla cura del verde probabilmente si è tolto un pensiero, chi l'ha accettato comunque per un anno. E voi continuate a segnalarci, siete in tantissimi a farlo, episodi di degrado di rifiuti abbandonati per strada. Questi sono i nostri recapiti. Noi come sempre daremo voce e spazio alle vostre segnalazioni. Adesso voltiamo pagina, parliamo del Tribunale della Pedemontana perché le associazioni di categoria plaudono al nuovo progetto. Oggi andiamo a casa rinfrancati dalle parole del sottosegretario perché ci ha confermato che saranno portate delle persone nuove e non verranno tolte delle persone dagli altri tribunali. Questo dettaglio è ritenuto fondamentale per il progetto, visto che durante gli incontri è emerso finalmente che il Tribunale della Pedemontana non andrà a togliere forze e personale da altre strutture, ma avrà una dotazione organica propria. Un passaggio importantissimo che va di pari passo con l'unità di intenti del territorio. La Pedemontana ha portato questa unione di territori dove abbiamo un numero di imprese così elevato che merita proprio un tribunale adeguato all'impresa. E questo ci fa ben sperare perché ci sono tantissime aziende che a volte non fanno causa perché i tempi sono troppo lunghi. Dunque noi abbiamo bisogno di un tribunale dedicato all'impresa, efficace, efficiente ma soprattutto veloce. Il Tribunale della Pedemontana può dare una svolta all'economia di una zona che comprende 3 province, può rivitalizzare il centro storico di Bassano e può anche attrarre altre aziende. Questo può servire anche per far avvicinare imprenditori stranieri nel nostro territorio perché trovano una filiera importante su tutti i livelli. Per quello che riguarda proprio la tutela dei nostri imprenditori, quanto importante è questo progetto? È importantissimo, ma come ho detto prima, i tempi sono le condizioni primarie per poter agevolare quello che è il fare impresa. E quando c'è velocità nell'esecuzione, velocità nei risultati, anche dei giudizi da parte del Tribunale, questo agevola tantissimo quello che è la velocità di esecuzione delle opere da parte delle imprese. Ci spostiamo adesso a Castelfranco per parlare di un progetto che coinvolge anziani e persone affette da Alzheimer. Porte aperte del giardino di Villa Revedin Bolasco alla cittadinanza ha decretato nel 2018 il parco più bello d'Italia. Una vera e propria oasi di benessere per chiunque voglia passeggiare, ma anche semplicemente godere del fresco, del canto degli uccelli sugli alberi, del colore dei fiori nei laghetti. Lo spazio ospita in questi giorni il progetto europeo Varsitis che vuole mettere in luce gli effetti terapeutici di un'area verde. Sì, questo è un grosso progetto europeo che infatti ha una durata di 5 anni e veramente unico nel suo genere, creare delle città che siano più vivibili, che contribuiscano al benessere della popolazione e attraverso il contatto con la natura e la tecnologia. L'Italia è rappresentata dal Comune di Castelfranco Veneto, assieme a Eurac Research e dal gruppo composto da Università di Padova e Unismart. Ascoltare dei rumori, di inalare dei profumi, di vedere del verde. L'insieme di queste cose danno del benessere che scientificamente dirà che abbassa la pressione piuttosto che ridurre la frequenza cardiaca. Li stanno testando i ragazzi qui, quindi un momento veramente importante per la comunità tutta. Dietro al progetto finanziato dall'Unione Europea c'è la volontà di ridare senso e benessere agli individui con una particolare attenzione ai soggetti fragili. Quello che stiamo cercando di fare nel progetto Varsitis è fondamentalmente quello di quantificare gli effetti neurofisiologici dell'esposizione all'ambiente naturale su pazienti con malattie di Alzheimer.
Questa è una panchina smart, una delle 4 progettate all'interno del parco. È una panchina che una volta seduti monitora il numero di sedute e permette anche, grazie all'utilizzo di dei sensori, di comprendere quali piantumazioni offrono meglio una qualità della vita ai cittadini del parco. A contribuire a migliorare il benessere e anche la musica, ad accompagnare la proposta dei quartetti d'archi e di fiati del Conservatorio di Musica Agostino Steffani. Abbiamo qui portato alcuni studenti che stanno eseguendo della musica all'interno del parco, un posto meraviglioso, e si abbina, credo, perfettamente il suono con i colori, con la natura. La politica con le elezioni amministrative, oramai manca poco al voto. A Marostica il candidato sindaco Giorgio Santini conferma la linea del dialogo con la cittadinanza. Una campagna elettorale che punta al dialogo con la gente della sua città, quella del candidato sindaco Giorgio Santini. Incontri quotidiani nelle frazioni e quartieri di Marostica per costruire e rafforzare un dialogo diretto con i cittadini. Sta emergendo un grande bisogno di un'amministrazione che sia in dialogo con i cittadini, che è esattamente il punto sul quale noi stiamo puntando anche quando parliamo di istituire un consiglio per le frazioni, di istituire un'amministrazione aperta che dialoghi con le associazioni, per esempio culturali. A Marostica c'è una grande tradizione di associazioni culturali e soprattutto poi faccia in modo di dare un respiro anche a tutte le attività economiche che sono altrettanto importanti. E in vista della possibile conquista della poltrona di sindaco, il candidato Santini pone l'attenzione ai bisogni delle persone più fragili. Per esempio noi dobbiamo affrontare un'operazione importante adesso di ristrutturare tutta un'area dell'ex ospedale, lo vogliamo fare per dare risposte ai problemi soprattutto delle persone fragili. Incontri dedicati al confronto e dialogo anche con le categorie economiche produttive del territorio. Artigiani, commercianti, in modo tale che ci sia la possibilità di avere innanzitutto il quadro esatto delle situazioni, delle necessità, ma soprattutto dare anche ai cittadini che poi vanno al voto, di dargli anche il messaggio che vogliamo portare e soprattutto quello che noi faremo dopo le elezioni, perché le elezioni sono una tappa, insomma la cosa importante poi è l'amministrazione che faremo. E restiamo in tema di elezioni amministrative. Lunedì 8 maggio alle 20:30 un appuntamento dedicato ai cittadini organizzato dalla lista Ripartiamo da 9 del candidato sindaco Luca Rebellato. PNRR e opportunità di sviluppo del territorio. Questi e molti altri temi saranno affrontati lunedì 8 maggio all'auditorium delle scuole medie Antoni Bon di Via Saturno, in un evento organizzato dalla lista Ripartiamo da 9 del candidato sindaco di centrodestra Luca Rebellato. Un appuntamento dedicato ai cittadini, tappa di una corsa elettorale ormai agli sgoccioli. Relatori della serata, importanti personalità della politica regionale del territorio. L'attenzione si concentrerà su argomenti di stretta attualità, dai contributi regionali a beneficio dei comuni alle politiche regionali per scuola e lavoro fino alle politiche energetiche regionali. E adesso una bella notizia per gli amanti della natura: è tornato l'ibis nella Pedemontana. Un esemplare si sta infatti riposando proprio adesso dopo un lungo viaggio nelle campagne di Mussolente. L'ibis eremita si rifà vivo in Pedemontana. Un giovane esemplare è arrivato nelle scorse ore a Mussolente, fermandosi per qualche ora per riposarsi dopo un lungo volo che l'ha portato a oltrepassare le Alpi. Si tratta di Kenai, un ibis eremita selvatico che fa parte della popolazione di circa 200 esemplari migratori presenti in tutto il mondo. Una specie molto rara che gode di grandi attenzioni e che spesso porta interi gruppi in migrazione a prendere fiato nelle campagne del Bassanese, dove gli appassionati e gli addetti ai lavori non perdono occasione di verificarne lo stato di salute e, perché no, di scattare qualche foto. E adesso una notizia flash di sport che è arrivata proprio in questo momento, perché a seguito della notizia che abbiamo dato ieri della maxi fusione, parliamo di calcio, tra il Bassano, il Cartigliano e l'Union Eurocassola, sembrano prossime oramai le dimissioni di Ezio Glerean, attuale allenatore della prima squadra del Bassano. Noi adesso
andiamo avanti con altre brevi notizie dal territorio. A Enego un 53enne di 9 ha riportato una frattura a tibia e perone mentre faceva legna con il figlio nei boschi in località Valgoda. L'uomo, che stava trascinando un tronco, era infatti caduto da un muretto alto 1,5 metri. Una squadra del soccorso alpino di Asiago è accorsa sul posto per prestargli le prime cure. Pauroso incidente questa mattina a Semonzo, dove un motociclista austriaco di 41 anni che stava salendo sulla strada General Giardino è volato giù dalla scarpata, rimanendo ferito. È stato trasportato a Montebelluna con un grave trauma alla spalla. A Cogollo del Cengio un runner è rimasto vittima di un infortunio mentre si allenava sul sentiero dei Granatieri, sbattendo la testa all'interno di una galleria. Il compagno di allenamento ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino che lo hanno portato fino alla strada più vicina per affidarlo a un'ambulanza. Incidente poco dopo mezzogiorno a San Giorgio in Bosco, dove un'auto senza controllo è piombata nel cortile di un'abitazione. Ha abbattuto un albero scontrandosi con vasi di fiori, finendo la sua corsa a ridosso del muro di un'abitazione. Era circa 12:30 quando l'auto, completamente fuori controllo, è piombata in questa villetta di piazza 29 aprile a San Giorgio in Bosco. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno dapprima messo in sicurezza il veicolo per poi estrarre il conducente, ferito in modo grave e trasportato con l'elicottero in ospedale. Il cortile dell'abitazione è stato sgomberato dei rottami del veicolo con l'autogru. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 15. Concorso pubblico nel comune di Tombolo per l'assunzione di un addetto all'ufficio tecnico. Posto pubblico a tempo pieno, 36 ore settimanali e a tempo indeterminato, per uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.500 euro al mese. Assunzione immediata una volta formata la graduatoria. Eppure a Tombolo, comune di 8.350 abitanti, al concorso indetto alla ricerca di un istruttore tecnico, ai termini fissati per il 1° maggio, si sono presentati solo in 3. Abbiamo pensato di aprire anche ad un concorso, questo è un concorso di C tecnico, confidando anche nella voglia dei ragazzi di trovare un collocamento sano, giusto e anche qualificato in un ambiente anche protetto. Apriamo questo concorso e al lunedì, che era l'ultimo giorno, c'era una persona che si era iscritta, poi sono arrivate a 3, ma un concorso ha dei costi perché le nuove normative possono portare a far costare un concorso anche 4-5 mila euro. E non si può pensare di indirlo per 3 persone. I termini sono stati riaperti con scadenza 18 maggio. Per la partecipazione servono un diploma o una laurea tecnici. Tutta inserita la strada della ricerca del personale per i comuni di medio-piccole dimensioni, dove il ricambio generazionale è una necessità, spiega il sindaco Cristian Andretta. I concorsi sono stati bloccati per tantissimi anni, sono stati riaperti nel 2016-2017. E hanno creato un vuoto generazionale. Di fatto mancano i dipendenti dai 35 ai 46-47 anni e la maggior parte dei dipendenti ha dai 48-49 in su e di conseguenza va a esaurimento. È tutto per questa edizione. Prima di salutarci però vi ricordo il film in prima serata del nostro sabato sera, PT-109, Posto di combattimento, un film di guerra che trasmetteremo, come detto, in prima serata. Adesso non mi resta che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione. Vi lascio al meteo.